Buon pomeriggio, ben trovati nello spazio che precede il notiziario meridiano di Tele4 per il consueto approfondimento assieme a Susanna Rigutti del comitato No Mattatoio Prosecco. Benvenuta, ben trovata. Grazie. Allora, non è un segreto, era partita la raccolta firme, no? Per bloccare questo progetto, poi adesso lei ci ricorderà le ragioni appunto del no, una raccolta firme fisica ma poi anche online naturalmente che ha già come dire, registrato migliaia di adesioni. C'è però un altro tema, voi volevate essere ricevuti, no? Sì. Per dialogare, interloquire con chi di dovere per questo. Com'è la situazione adesso? Adesso è che noi abbiamo depositato le nostre firme, che erano oltre 700, perché abbiamo dovuto togliere quelle dei non residenti, non il comune di Trieste, perché ovviamente avevano depositato solo le firme dei residenti. E ci attendevamo una risposta prima ovviamente dell'acquisto del mattatoio, cosa che non c'è stata. Certo che hanno tempo, 30 o 60 giorni, non mi ricordo, dal deposito. Però eticamente ci saremmo aspettati un incontro, ecco, prima dell'acquisto. Quindi voi avete inviato la richiesta per Abbiamo inviato come da procedura le nostre firme maggiori a quanto veniva richiesto per un'udienza, mettiamo, per un incontro, ma non c'è stata nessuna risposta. Anzi, c'è stato proprio da voi un intervento del sindaco molto sconvolto per tutte queste persone che hanno firmato, però noi abbiamo firmato, però non abbiamo avuto risposta. E le ragioni quindi per dire no? Le ragioni per dire no sono molteplici, al di là di quelle animaliste ovviamente che spingono le tantissime associazioni che hanno firmato, associazioni del territorio che hanno firmato questa cosa, ma sono anche veramente palesi. Una di queste è perché questa azienda che è fallita, ok? Ci sono state 4 aste andate vuote, alla quinta, la prima era 400.000 euro. Adesso il comune con il contributo della regione ha comprato a 220. Perché se questa attività è così proficua, così interessante per il nostro territorio, nessuno si è fatto avanti. Perché 4 aste sono andate deserte, quindi? Cioè io mi chiedo, no? Se c'è tutto questo interesse per... Anche gli stessi allevatori potevano fare una cooperativa, cioè 220.000 euro su Trieste e un appartamento, parliamoci chiaro. Cioè si sarebbero trovati i fondi mettendosi assieme per acquisire... Perché abbiamo dovuto mettere soldi pubblici? Per una cosa che era privata e che è fallita, nonostante negli anni ci siano stati degli investimenti pubblici su quel posto assurdi, perché tra il 2013 e il 2018 hanno attinto a ogni forma di contributo pubblico per questo mattatoio e nonostante tutto è fallito. Cioè noi dall'85 non abbiamo mattatoi a Trieste, se non questo che era rimasto l'unico piccolo sul Carso e che appunto ha chiuso. Quindi tutta questa necessità per coprire, adesso non vorrei dire una stupidaggine, numero più, numero meno, 79 aziende con codice stalla suini, di cui una sola ha circolo chiuso, ovvero produce carne locale, veramente locale, cioè tutta la filiera, dalla scrofa al piccolo alla macellazione. Le altre aziende comprano, ingrassano, 4 mesi è il minimo, denominazione carne locale e poi abbattono. Quindi non stiamo neanche coprendo un prodotto locale tipico, che non c'è. Cioè la maggior parte, il 90% di queste aziende produce per lo Smith e produce un prodotto che non è autoctono. Cioè stiamo parlando appunto di ingrassati e usati per lo Smith. E ci sono realtà che avrebbero potuto attingere a quei fondi che avrebbero portato sicuramente più lustro a Trieste che l'apertura di un mattatoio che ormai è veramente anacronistica, perché
addirittura a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale, il numero dei mattatoi che stanno chiudendo è enorme rispetto a quelli che non aprono. Lei dice è come dire, un investimento in controtendenza rispetto a quello Assolutamente, anche perché noi abbiamo comunque Cordenons e una delle cose è stata ma è troppo lontano, ma parliamo di 40 minuti. Questo era uno dei punti su cui si era focalizzato il sindaco. Parliamo di 40 minuti per arrivare a Cormons, che è stato chiuso, e 1 ora e 10 mi sembra per arrivare a Cordenons. Non si può parlare di benessere animale con mezz'ora di differenza, benessere animale sta nel carico, nello scarico dell'animale, nella lunghezza del tragitto, ma mezz'ora non cambia nulla. E io credo che se un'azienda deve spendere mezz'ora in più, sono tipo 50 km in più per portare al mattatoio i maiali e non ce la fa a coprire questa spesa, parliamo di non so quante, un'azienda che produce, per essere definita piccola azienda, deve avere 40 maiali, se no siamo proprio al minimo, come è la nostra parte di regione. Noi siamo nella parte della regione che produce in assolutamente meno. Quindi la necessità sì, dicono a copertura di Cormons, ma una volta che è stato chiuso, una volta che Cormons verrà riattivato è ovvio che poi tutta la parte che produce di più carne si rivolgerà di nuovo, noi siamo alla fine, si rivolgerà di nuovo a Cormons. Quindi proprio non riesco a capire, no? 4 arte vuote, se era veramente così importante e soprattutto poteva essere redditizio. Qualcuno si sarebbe, lei dice qualcuno si sarebbe inserito in gara per fare un'offerta. E nessuno ha mai rilevato questa cosa e quindi insomma viene anche un sospetto poi non c'è un business plan, si parla di questi che arriveranno che andavano a Cormons a macellare, ma non abbiamo una certezza che quelli di Cormons verranno qua, possono andare benissimo a Cordenons, quindi. E questo è un punto, no? Che mi sembra anche salta all'occhio, così anche una persona che non è, guardi, dice ma come, 4 aste vuote, se era così proficua questa azione, perché? Avevano vagheggiato anche la questione cinghiali, no? Certo, il mattatoio è diviso in 2 parti, una parte per i suini e una parte per i cinghiali. Esiste un mattatoio in Friuli che fa solo i cinghiali, e noi, a mio avviso, cinghiali ce ne sono, è ovvio, però si parlava di animali che sarebbero stati abbattuti da forestale, che quindi è peccato lasciarli, no? Lasciarli così, lì avrebbero potuto avere la lavorazione e poi essere mangiati, commercializzati. Questo però darà anche la possibilità ai cacciatori di commercializzare la carne, no? che abbattono, perché per adesso un cacciatore può cacciare solo per sé, no? Per poter vendere la carne deve passare per una struttura e qui si aprono altre problematiche. Se noi apriamo questo business di carne di cinghiale sul nostro territorio non siamo in Toscana dove si può fare caccia grossa, dove si possono fare allevamenti estensivi, siamo a Trieste. Lei dice che bisogna trovare anche un mercato, un consumatore. Sì, ma dobbiamo anche renderci conto di dove andiamo, tra virgolette, ad incrementare la caccia a quel punto, perché un business che funziona non si chiude, no? E quindi dico, rischiamo anche questo. Da una parte riusciamo a seguire una filiera, no? Perché adesso la carne di cinghiale che è sul mercato bisogna un attimo vedere da dove arriva. In quel caso lì ci sarebbe una filiera, però rischiamo anche che già c'è uno spara-spara sul Carso che insomma è abbastanza importante. Abbiamo tante riserve di caccia e tutto il territorio è coperto e quindi rischiamo poi che non sia così semplice per noi cittadini andare in giro se questo poi diventa un business. Ecco, questo è anche un discorso che è importante, no? Comunque lì ci sono 2 filiere, una per la lavorazione dei suini e una per la lavorazione dei cinghiali. Premesso che è chiuso da molti anni, era stato messo a norma con appunto 3.000 finanziamenti che sono stati fatti, però è stato chiuso, è stata tolta la luce, non sono stati svuotati dall'acqua gli impianti
E quindi nel momento in cui, dopo le gelate degli ultimi anni, perché quest'anno comunque siamo andati a -7, -8 su Prosecco, e bisogna vedere cosa si troverà dentro, cioè se questi impianti, una volta riattivata l'energia, funzioneranno. Bisogna calcolare che l'impianto di refrigerazione in un mattatoio è fondamentale per la lavorazione, quindi se è saltato, cioè sono danni che saranno altri soldi da apportare. E la situazione comunque dello stabile è anche da rivedere, perché il piano terra ad esempio non è congruo, bisogna comunque fare dei rilievi, dei lavori, insomma non si è voluto affrontare questo nemmeno con la cittadinanza, si è dato per dato di fatto che c'era questa enorme necessità di un mattatoio chiuso. Noi siamo arrivati tardi, perché appunto ci sono 2 mesi, mi sembra, di tempo per essere ascoltati. Voi come comitato quando vi siete costituiti? Ma noi non abbiamo neanche fatto un comitato, noi siamo un gruppo di cittadini che si sono uniti appunto quando abbiamo scoperto questa cosa, che io ho scoperto ad una conferenza dove Coldiretti è intervenuta dicendo e adesso apriremo questo macello. Nessuno lo sapeva. Di lì avete avviato E di là sì, abbiamo incominciato a informarci, a vedere un po' la storia di quel mattatoio e un po' la storia di Trieste sui mattatoi. Cioè noi ne avevamo tanti, ma sono finiti negli anni '80, perché è anche finito il nostro scalo bestiame di Prosecco. E i vecchi mattatoi, ad esempio Aquiligna, c'è un macello, 7.000 metri quadrati di proprietà del comune di Trieste, è lì, abbandonato, non è in parte neanche bonificato, si sono fatte alcune aste, ed è lì. Prosecco forse farà la stessa fine, però ecco lì ci sono aste da 1,5 milioni di euro vuote su quel terreno lì, e qui stiamo investendo follie. Poi un altro punto fondamentale è l'ubicazione di questo posto. Cioè Prosecco ha avuto una rivalutazione del territorio in questi periodi. Ci ricordiamo lì dell'ex Parco dei Daini, di fronte. Ha avuto una riqualificazione turistica enorme, ci sono stati fatti degli investimenti su Prosecco, che magari la gente non sa, 1 milione di euro con i fondi europei per il ripristino dei pastini. Noi abbiamo turisti che vengono da tutte le parti a camminare lì. A 200 metri dal mattatoio c'è uno dei cimiteri della Prima Guerra Mondiale più importante d'Italia. C'è una dolina suggestiva in cui ci sono 5.050 caduti, dove si fanno commemorazioni, celebrazioni, la gente va in visita. Dall'altra parte, a altri 250 metri, abbiamo il Sentiero della Grande Guerra, il percorso 97. Sì. Hanno investito anche lì, hanno risistemato tutto, cioè la gente viene a Prosecco e quel posto lì sta in mezzo, è a 2 passi dal centro, è all'inizio di questi percorsi, si ferma l'autobus davanti alla stradina. Cioè io non so, tutti questi soldi perché per dare... poi quando si ricostituisce il macello l'investimento prevede anche rifare la strada per gli ingressi, certo, no? Per certo. il trasporto E siamo in zona animale. boschiva. E lei dice questo andrebbe a, come dire, deturpare, se uso questo termine. Ma esattamente, ma l'immagine stessa del territorio. Cioè, dove abbiamo un mattatoio, ma dove? In un posto dove sono stati investiti tantissimi soldi per dare un'immagine di Trieste stessa, della storia di Trieste. E ci riapriamo un mattatoio che era degli anni 60. Negli anni 60 Prosecco aveva un'altra tipologia di vita, no? Di urbanizzazione, eccetera. Adesso le cose sono cambiate totalmente, un macello lì non ci sta, è totalmente fuori luogo, fuori percorso, ma veramente vengono su tantissimi turisti e non solo italiani, cioè arrivano quelli delle navi addirittura, perché vanno negli Smith. Cioè, e se questa è l'immagine che dobbiamo dare di Trieste, insomma, la vedo abbastanza triste. Vedremo come proseguirà, intanto prosegue anche la vostra raccolta firme, immagino, su change.org. Sì, assolutamente sì.
Va bene. Assolutamente sì. Siamo agli sgoccioli, ma io ringrazio tanto Susanna Rigutti, Comitato No Mattatoio di Prosecco. Vedremo gli sviluppi di questa situazione. Ci terrete aggiornati anche voi naturalmente sulla raccolta firme online. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi per averci seguito, continuate a farlo perché dopo la pubblicità il notiziario di Tele4 con le notizie raccolte nell'arco della mattinata, fra poco. Bentrovati all'edizione meridiana del notiziario di Tele4. Importanti novità sul futuro della pallacanestro Trieste. Il fondo di investimenti si sfila, resta un'unica ipotesi seria sul campo per mantenere la 1. Visti i bilanci della Pallacanestro Trieste, la società di gestione nominata come fondo nei nostri TG si astiene dal fare ulteriori passi per il salvataggio della Pallacanestro Trieste. La pista numero 1 per una corposa sponsorizzazione sul prossimo anno sportivo è dunque saltata. Va aggiunto però che lo stesso fondo sarebbe pronto a valutare il proprio impegno a sostegno della società biancorossa qualora questa fosse rilevata da una nuova seria proprietà. Questa è la notizia del giorno, appresa direttamente alla fonte. Il quadro è molto chiaro, i bilanci societari non convincono, ma soprattutto l'avvocato di San Francisco chiede un buyout molto più alto dei 5 milioni, rumor circolato in questi giorni. Del resto, il fatto che al pubblico Matjasic si presenti nella sua veste più amichevole e che poi sul fronte degli affari indossi la proverbiale pinna da squalo era evidente a tutti, in primis al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Sai, con lui quando gli chiedi una cosa parli di fiori e dopo viene fuori che lui parla di acciaio, no? È un po' complicato, insomma. Dunque, chiusa l'ipotesi A e accantonando i rumor relativi ad altre piazze cestistiche e scenari interni alla stessa Pallacanestro Trieste, in campo rimane un unico scenario B noto, quello che porta all'ex patron dell'Era Alma Gianluca Mauro. Sono pronto a qualsiasi trattativa, sono pronto a parlare anche con le istituzioni, ci ha riferito, pronto a sedermi al tavolo con Paul Matjasic. Ora anche le istituzioni debbono battere un colpo prima che sia troppo tardi, perché l'ipotesi più grave, quella che il titolo venga trasferito a Roma, qualora Matjasic non venga messo alle strette con una trattativa il quanto più possibile alla luce del sole, diventa nuovamente concreta. Controlli nei cantieri edili in provincia di Gorizia dei carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia insieme alle pattuglie locali. 6 ditte sospese, scoperti 4 operai in nero e comminate sanzioni per 250.000 euro. Altro controllo a tappeto, stavolta nei cantieri edili della provincia di Gorizia, del nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri. Controllate 10 ditte, risultate non conformi, scoperti 4 lavoratori in nero e sospese 6 attività d'impresa. Sanzioni e ammende ammontano complessivamente a 250.000 euro. Nel comune di Monfalcone sono stati ispezionati 3 cantieri edili, 2 per la ristrutturazione di edifici privati e 1 per la realizzazione di una struttura residenziale, dove sono state riscontrate aperture nel vuoto non protette, impalcati non idonei e l'omessa redazione del piano operativo di sicurezza, nonché la certificazione degli impianti elettrici e per la messa a terra. Irregolarità che hanno fatto scattare la sospensione delle attività per 5 aziende con la contestazione di sanzioni amministrative pari a 150.000 euro. Accertata anche la presenza di 4 lavoratori in nero con 65.000 euro di sanzioni conseguenti e anche qui lo stop all'operatività per 2 ditte. 2 invece i cantieri edili visitati dagli uomini dell'Arma Gorizia, il primo per lavorazioni in uno stabile privato, il secondo per la ristrutturazione di un palazzo da destinare albergo. Anche qui sono state riscontrate aperture nel vuoto prive di difese atte a impedire le cadute dall'alto, il deposito di materiali di risulta sulle impalcature, la presenza di impalcature non a norma e la mancata verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle imprese affidatarie dei lavori. Sospese dunque le attività con multa da 30.000 euro. 4 anni di reclusione ciascuno per i 3 kosovari protagonisti della spedizione punitiva in Viale 20 settembre nel giugno del 2022. Vittima un connazionale che era stato picchiato e accoltellato. Avevano picchiato e accoltellato un connazionale in Viale 20 settembre, lasciandolo a terra sanguinante. Era il giugno 2022. Nei giorni scorsi il verdetto:
4 anni di reclusione per i 3 kosovari, Shkelzen Bitici, Patriot Zunici e Florian Krasnici, che secondo la procura avrebbero agito contro la vittima quarantenne per una faida legata a questioni di proprietà in Kosovo. Un quarto indagato ha patteggiato una pena per autocalunnia. Aveva dichiarato di essere stato lui responsabile della spedizione punitiva, ma gli investigatori non hanno trovato alcun riscontro dalla sua versione. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Luca Carboni, Maurizio Demitri, l'avvocato della difesa. Erano passate da poco le 21:30 in quella sera di fine giugno, quando il gruppo di 3 kosovari aveva aggredito a colpi di bastone il connazionale nella parte alta del viale 20 settembre, all'altezza del civico 72. Dopo le bastonate e l'accoltellamento, la vittima aveva riportato ferite alla milza e a un rene. Soccorso dal personale del 118, l'uomo era stato portato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Cattinara. Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Stato. Preoccupazione è stata espressa dalla procuratrice capo di Trieste, Patrizia Castaldini, per l'aumento dei reati di violenza sessuale ai danni di ragazze minorenni. La procuratrice, intervenendo a un incontro sulla cultura della legalità organizzato dal Comando dei Carabinieri da Despar Nord, ha spiegato che a Trieste, nell'arco di un anno, si registra un preoccupante aumento, una quindicina di casi di questo tipo di reato, casi fotocopia che si somigliano tra di loro, commessi da persone appena maggiorenni, in cui i protagonisti sono in stato di alterazione alcolica. E proprio dell'appuntamento al Politeama Rossetti con l'Arma dei Carabinieri e Despar Nord andiamo a vedere il prossimo servizio. Non vorrei che fossero confusi da tanti messaggi sulla legalità, quindi lo sforzo sarà quello di parlare la loro lingua, far capire che ci sono delle regole da rispettare. Oltre 800 studenti delle scuole medie e superiori al Politeama Rossetti per l'incontro dedicato alla prevenzione e al contrasto agli episodi di criminalità giovanile promosso dall'Arma dei Carabinieri e Despar Nord. Un appuntamento con al centro la prevenzione dei reati giovanili con l'obiettivo di promuovere una riflessione sui temi della responsabilità e del rispetto delle regole. Gli interventi hanno spaziato dal cyberbullismo alle diverse tipologie di reato collegate, tra cui violenza privata, percosse, lesioni personali, minacce, estorsioni e revenge porn. Particolare attenzione anche agli illeciti commessi negli esercizi commerciali, come furti e rapine, oltre che alla prevenzione dei rischi online e all'importanza della rete territoriale composta da famiglie, scuole, servizi sociali, istituzioni, tribunali e forze dell'ordine. Noi siamo presenti in modo capillare in questo territorio, nei paesi, nei quartieri, nelle città e sentiamo l'obbligo di fare parte dello sviluppo non solo commerciale ma anche di uno sviluppo culturale del nostro territorio. E l'Arma dei Carabinieri ha sposato questa idea e noi con loro abbiamo creato questa iniziativa. Giornate come quelle di oggi sono fondamentali e sottolineo 2 aspetti. Il primo, di un'impresa forte sul nostro territorio ma che anche evidentemente dimostra di avere una responsabilità sociale grande perché continua ad investire in progetti di sensibilizzazione, in questo caso assieme all'Arma dei Carabinieri e quindi su un progetto che parla della cultura della legalità e lo fa con i più giovani. Stiamo purtroppo leggendo sempre più spesso di episodi di criminalità e microcriminalità legati a bande di giovanissimi con risse, furti, purtroppo anche piccole rapine, semplicemente rubare un giubbotto, un paio di scarpe da ginnastica, raccontare loro cosa significa e quali possono essere anche le conseguenze a cui vanno incontro significa fare prevenzione per il futuro. Centinaia di fedeli musulmani riunitisi al campo di calcio del San Luigi per la tradizionale festa del sacrificio. Vediamo. Oggi al campo del San Luigi per la festa del sacrificio, una delle 2 importanti feste islamiche che vengono celebrate poi sempre qui a San Luigi. I fedeli stanno piano piano arrivando e ovviamente riempiranno questo campo, come sempre c'è moltissima partecipazione, ci saranno anche le autorità civili. Presidente, il significato dunque di questa festa, di questa celebrazione? È un giorno di festa gioioso dove tutti i musulmani del mondo si radunano in preghiera, ma soprattutto per fare una grande riflessione e seguire l'esempio del profeta Abramo che è stato messo alla prova da Dio e gli è stato ordinato di sacrificare il figlio e lui lo stava facendo. Dio gli ha mandato l'arcangelo Gabriele con un montone e ha salvato il figlio
diciamo, questo è un segno di obbedienza, un segno di umiltà che noi dobbiamo seguire come musulmani in tutto il mondo. E il sacrificio che facciamo noi non è tanto sacrificare gli animali quanto sacrificare il nostro tempo per il prossimo, i nostri averi, i nostri soldi, che possiamo aiutare i poveri e quelli che sono rimasti dietro, i rifugiati, gli oppressi. Un giorno di profonda riflessione, perché nel mondo ci sono molte tragedie in atto. Quindi una preghiera anche per tutti coloro che stanno soffrendo, per quei popoli che stanno vivendo in guerra. Assolutamente, il nostro pensiero va alla popolazione civile di Gaza, alla popolazione del Sudan che soffre una carestia e guerra anche là, all'Ucraina, al Libano, a tutte le parti del mondo dove c'è sofferenza. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per sentire gli aggiornamenti durante questa giornata. Luisa Mastracchi, ispettore superiore, ben trovata, buongiorno. Quali novità? Sì, buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora guardi, la mattina è stata comunque abbastanza intensa, con diverse richieste, non tante rimozioni, però anche tante richieste di informazioni e cose del genere. Allora, per quanto riguarda il momento attuale, posso dire che si è verificato un incidente sulla SP1 al chilometro 20+400, siamo più o meno nel tratto dopo Padriciano verso l'abitato di Trebiciano, tra un motociclista, cioè persona veicolo 2 ruote, e un cinghiale. Non abbiamo maggiori dettagli fornitici dalle nostre pattuglie, però pensiamo nulla di particolarmente grave, quindi attualmente non abbiamo notizie in più. E questo per quanto riguarda la parte infortunistica, poi ce n'è stato un altro con insosta, con 2 veicoli in sosta, nulla di grave da riferire, un solo danni. E dunque posso dire che è stato provveduto all'asfaltatura della careggiata sia della via Bramante che della via Madonnina. Attualmente c'è ancora da fare la segnaletica orizzontale, quindi attenzione anche a questa mancanza, insomma, che crea comunque un senso di sicurezza e di completezza per l'intervento. E attualmente abbiamo una squadra di vigili del fuoco più una nostra pattuglia all'interno della galleria Sandrinelli. La galleria non è chiusa, ma il personale sta facendo un intervento, un sopralluogo, in quanto era stata segnalata una caduta di calcinacci dalla volta della medesima galleria appunto Sandrinelli, quindi anche qua attenzione, si transiterà ma con cautela, nostro personale e vigili del fuoco sul posto. E ancora qualche cosina, c'è una fuga di gas e la via Romagna è stata chiusa all'altezza del civico 42 da stamattina, e stessa cosa via Costalunga 338, altra dispersione di gas in una condotta con infiltrazione della rete fognaria, anche qua delle modifiche sulla viabilità all'intersezione. Ricordo la solita chiusura della Galleria Carso in direzione Trieste, e una piccola nota per questa sera, ci sarà una processione dalla chiesa del Gesù Buon Pastore all'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico Nerione di San Giovanni, alla quale seguirà una Santa Messa e appunto anche una breve processione mariana lungo la via De Pastrovic e via Weiss. Non sono previste comunque molte persone. Un piccolo ancora anticipo per domani: nell'ambito delle manifestazioni connesse con la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno si svolgeranno le prove indicativamente tra le 9 e le 12 sulla Piazza dell'Unità della festa della cerimonia, e
saranno istituiti anche dei divieti di sosta, sempre tra le 8, questa volta le 12, e a cura di divieti di sosta sulle vie Mercato Vecchio e Riva 3 Novembre in via dell'Orologio. Le interruzioni brevi che ci potranno essere sulla Piazza dell'Unità saranno comunque in modalità, diciamo, stop and go brevi, operate dalle nostre pattuglie sul posto, quindi nulla di particolarmente disagevole, ecco, per gli automobilisti. E altre cose non avrei da dire, saluterei tutti e restituirei la linea. Grazie Ispettore, un saluto a lei e a tutti i suoi colleghi, buon lavoro. Un rapporto sempre più stretto fra intelligenza artificiale e il Family Banker al servizio del cliente è la strategia di Banca Mediolanum al centro di un talk show che ieri ha fatto tappa a Porto Piccolo. Dopo Firenze ha fatto tappa a Trieste Cosa Conta, l'iniziativa promossa per il secondo anno da Banca Mediolanum e che prevede un incontro conclusivo a settembre a Milano con Sara Doris. Intervistato da Cristina Parodi, il direttore generale di Banca Mediolanum Igor Garzesi si è soffermato su una serie di questioni direttamente collegate al concetto di educazione finanziaria. L'idea cioè che un cliente più consapevole possa compiere scelte economiche più equilibrate e più sostenibili. L'argomento centrale del talk show, intitolato Comprendi il denaro, costruisci il tuo futuro, è stato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In questo contesto, ha rimarcato Garzesi, Banca Mediolanum non vede la rivoluzione degli algoritmi come qualcosa che disumanizzi il rapporto del cliente con la banca. Al contrario, l'intelligenza artificiale è vista come uno strumento che Banca Mediolanum mette a disposizione dei propri clienti attraverso i propri family banker sempre più formati. L'intelligenza artificiale non viene a sostituirci, ma viene a amplificare quello che già facciamo benissimo. Cosa facciamo benissimo? Siamo benissimo a essere utili alle nostre famiglie, alle famiglie italiane, dando strumenti ai nostri family banker basati sull'intelligenza artificiale per essere molto più attivi, più veloci nel gestire le informazioni e rafforzare quello che è veramente importante, la relazione tra il family banker e il cliente nel definire gli obiettivi di vita che si vogliono raggiungere. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in Banca Mediolanum non si esaurisce nel rapporto con il cliente, essa è infatti parte integrante del lavoro quotidiano. Lo scopo però è sempre quello di rendere Banca Mediolanum vicina alle esigenze delle persone. La stiamo usando anche nei processi interni, essendo molto più agevoli e molto più rapidi, ad esempio nell'erogazione dei mutui e dunque rivertendo nel servizio che diamo sia ai nostri family banker che ai nostri clienti. E per ultimo anche la stiamo usando per la nostra app, la nostra web, proprio dedicata ai nostri clienti per trovare come sempre una Banca Mediolanum innovativa, ma sempre basando il tema più importante che è la relazione tra le persone, la relazione tra il family banker e i nostri clienti. L'incontro, svoltosi a Porto Piccolo, sarà a disposizione sulla pagina online di Banca Mediolanum accedendo al portale Cosa Conta. Ci fermiamo per la pubblicità. Torniamo a fare il punto della situazione sulla nuova stazione ferroviaria di Servola. I fondi in realtà c'erano, è arrivato il posticipo di questa data perché era impensabile realizzare l'opera entro il 2026, sono estremamente contento, è stato fatto un lavoro eccellente. Concreti passi avanti per la nuova stazione ferroviaria di Servola, tutta la soddisfazione del Presidente dell'autorità portuale, i 180 milioni di euro da fondi PNRR potranno così essere spesi, oltre agli ulteriori 19 che verranno erogati dopo il decreto ministeriale firmato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La questione era quella dei tempi per il realizzo dell'opera da procrastinare in deroga a quanto previsto dal piano di ripresa e resilienza. Ora ci sarà margine fino al 2031 per completare la fondamentale infrastruttura ferroviaria che servirà a piattaforma logistica, banchina ex Ferriera e futuro molo ottavo. Significa ottenere molta più capacità ferroviaria e sbloccare il traffico TIR senza pesare sulla viabilità cittadina, dalle merci che verranno movimentate su rotaia al collegamento con il nuovo svincolo autostradale per far viaggiare quelle su gomma. Dà serenità e prospettiva agli altri investimenti importanti, quindi non solo Servola ma anche il molo ottavo, ma ci sono anche altri progetti che avranno enormi benefici da questa nuova stazione ferroviaria con il collegamento anche all'alta viabilità triestina, per cui è fondamentale perché consente lo sviluppo del porto. Poi ci sono tanti altri investimenti da fare, ma senza questo
avevamo dei grossi problemi, quindi sono molto contento. Per cui adesso partiamo subito con la gara, ovviamente attendiamo il decreto e partiamo molto velocemente. Sul fronte della crocieristica invece sono stati completati i lavori per l'elettrificazione delle banchine. Le grandi navi bianche potranno attraccare già a luglio. Noi faremo il collaudo entro giugno, per cui adesso stiamo aspettando un decreto del MIT per definire le modalità, quindi per identificare l'operatore che fa questa operazione con le navi, però noi l'abbiamo completato, quindi faremo entro giugno il collaudo tecnico delle opere. E di questo sblocco ha parlato anche il Presidente della Regione, Fedriga. Il ministro Salvini ha sbloccato i fondi per la stazione di Servola, un commento su questo sblocco tanto atteso. No, oggi questo deriva da una riunione che ho fatto nella giornata di ieri con il Ministro dell'Economia, Giorgetti, e grazie ovviamente anche al supporto del Ministro Salvini siamo riusciti a trovare una soluzione per posticipare rispetto alla scadenza di quest'anno le risorse per un investimento infrastrutturale fondamentale come lo snodo di Servola, perché poi sono collegati agli investimenti su Molo Ottavo e sono collegati agli investimenti di Arvedi, quindi centinaia di milioni di euro che possono far crescere un porto che, come ha detto il Ministro Giorgetti, è strategico a livello internazionale, soprattutto in relazione anche ad IMEC, che c'è un grande interesse internazionale su Trieste. Su questo dobbiamo continuare ovviamente a lavorare, ma la parte infrastrutturale è fondamentale. Il bilancio dell'attività della Polizia Locale, dell'attività H24, è stato anche l'occasione per tornare sulle recenti episodi di violenza a Trieste. La Polizia Locale ha partecipato a numerosissimi controlli interforze, 36 dall'inizio del 2026. La collaborazione tra tutti è fondamentale, sicuramente tra Comune, Prefettura, Questura, ma obiettivamente sarebbe importante la collaborazione di tutti, dalle attività economiche ai cittadini con le loro segnalazioni. Solo una sicurezza integrata può essere una sicurezza vera. Così l'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gabardo a margine della conferenza stampa indetta per presentare alcuni dati relativi all'attività H24 della Polizia Locale, un servizio entrato in funzione un anno fa. In sostanza dunque, per quanto riguarda la serie di episodi di violenza intensificatasi in queste settimane, il corpo resta a disposizione delle forze dell'ordine che istituzionalmente hanno il compito di vigilare sulla sicurezza dei cittadini, intensificando, come già sta facendo, il proprio supporto. La Polizia Locale, con le risorse che ha, cerca di controllare il territorio, per esempio anche in modo appiedato. Abbiamo introdotto anche l'attività di Conan, il nostro cane antidroga, che ha una funzione molto importante. Portiamo assolutamente supporto, intensifichiamo la videosorveglianza. Il sindaco ha fatto svariate ordinanze sindacali antidegrado. Mettiamo in campo tutto ciò che è possibile, ma la collaborazione con le altre forze dell'ordine e in generale con la città è fondamentale. Il servizio H24 copre sostanzialmente 5 ambiti: sicurezza stradale, pronto intervento, 13 pattuglie e 26 operatori, degrado urbano, 4 pattuglie e 8 operatori, controllo territorio e polizia di prossimità, 14 pattuglie e 28 operatori, controlli specialistici, 7 pattuglie e 14 operatori, controlli serali e notturni, 4 pattuglie, 8 operatori. Il lavoro delle pattuglie inizia alle 7 del mattino e per la fascia diurna termina alle 21, ora in cui inizia la fascia notturna che termina alle 7 del mattino. Una riorganizzazione dunque completa del lavoro dell'intero corpo. È stata una scommessa anche fatta di tanti giovani che abbiamo assunto di recente e ha dato dei risultati che dopo un anno possiamo dire positivi, sia sotto l'aspetto della professionalità garantita nell'ambito dei rilievi, sia sotto l'aspetto anche delle tecnologie utilizzate e sia quindi anche di una maggior sicurezza di controllo del territorio attraverso anche la collaborazione con tutte le altre forze dell'ordine. Alla Camera di Commercio della Venezia Giulia il convegno sulla portualità, la logistica, le difficoltà anche per la crisi in Medio Oriente. È sempre questo il problema, che verrà l'impatto in tutti quelli che sono i centri logistici come Trieste, infatti, e il problema è che non si riprenderà subito dopo la possibile risoluzione del conflitto, che è la cosa più grave. È l'analisi sulla guerra in Medio Oriente e le sue conseguenze anche per tutta l'Europa, illustrata da Alessia Melcangi, politologa e docente di storia contemporanea del Medio Oriente e dell'Africa alla Sapienza di Roma.
Per la docente intervenuta al convegno sulla portualità in un quadro internazionale di crisi alla Camera di Commercio della Venezia Giulia, più si allunga la guerra, più avremo conseguenze economiche e energetiche anche legate alle catene di approvvigionamento. Bisogna passare appunto per la riapertura di Hormuz, bisogna passare per lo sminamento per riuscire a comprendere quante navi potranno passare al giorno e per riprendere, come dire, la stabilità che c'era prima. Quindi l'impatto a catena è su tutti i porti, su tutti i centri logistici. L'appuntamento di oggi in Camera di Commercio è il primo dei 4 focus che porteranno al Festival del Cambiamento di ottobre, tema centrale energie. Andiamo appunto a analizzare i costi dei carburanti che siamo partiti da 1,44 € per arrivare oggi a 2,20 € o poco meno di 2 € con il ribasso delle accise. È un tema che ci riguarda tutti, riguarda il porto di Trieste in particolare, ma riguarda tutto il mondo. Vediamo che il problema non è solo per noi, l'Europa sta pagando caro questo, i costi sono aumentati in ogni settore economico e questo va un po' a sacrificare lo sviluppo che abbiamo avuto o la voglia di investire delle imprese che si trovano davanti a costi importanti che non possono essere riversati tutti sull'utente finale, per cui l'impresa fa meno guadagni, comunque noi paghiamo di più tutto e non abbiamo più le risorse per fare sviluppo e questo è un danno enorme. È tutto da questa edizione del notiziario, grazie per averci seguito e un buon proseguimento con la vostra giornata.